Ti devo dedicare una Dai, canzone sono prima pronta. di tutto. Oh mia bella Desiree, Bella, che in cucina è qui con me. bella. Da ottobre fino a maggio, lei pensa solo all'assaggio. È vero, è non è vero. vero Tu sei in questo, cucina solo per dai, il finale assaggiare. non mi è piaciuto, dai, Sì, che ma la mia c'entra? bella Madonnina, perché parliamo così? Non so, che c'è qualche ricetta un po'... Milanese, oggi milanese. E che cosa? Oggi Cosa, dai? facciamo un minestrone alla milanese Vai. e il rustinegà. E che cos'è? Rustinegà è un arrostino annegato. Un rossino annegato, va bene. Allora, Allora, c'è un detto milanese che dice: la bocca non è stracca fino a che non sa di vacca. non è molto carino. Milanese però- significa, sai che cosa? Che la bocca non è sazia se non sa di vacca, cioè di formaggio. Di formaggio. Capito? Questo è il ottimo, milanese che bene. chiude sempre il pranzo, la cena con il formaggio. Allora, Allora, iniziamo mentre iniziamo. quest'acqua bolle. Noi faremo ping pong con le due ricette. Due va ricette, bene? sempre al solito le Iniziamo portiamo a fare avanti. il rustin negato. Sono e pronta. facciamo, scusami, Vai, padella? prendiamo una paddles per due rustin negati, questa qui, Ecco. e andiamo avanti. Mettiamo fuoco. A questo punto, in this point that, esatto, mi serve il burro, che è qua. Eccolo là. Ti ricordi una puntata che abbiamo fatto il burro? Me lo ricordo. Usiamo quello che abbiamo fatto? Che dici? Ma dico, a questo punto, dopo dai. che l'abbiamo fatto, usiamolo. Cioè, Non il recappo l'abbiamo del fatto. burro, ricordalo come si fa, con latticello, prendi il No, con latticello. la panna, la panna. La panna, non è il latticello. Non Si era? fa la panna, la mettete in Il planetaria. latticello che cos'era allora? Quello che rimane, quel liquido che rimane staccando Si la chiama parte latticello, grassa. Esatto. quindi io devo comprare la panna, non latticello. No, la panna devi comprare. Vabbè ragazzi, oppure Per comprate cui- il burro, dico, €1. Dammi un... A Bravo. 0,99. Così. Lo trovate. Noi prendiamo la panna, la centrifughiamo con la planetaria, monta la panna come se dovessimo fare un dolce, a un certo punto si separa. Basta, si il separano. latticello e il burro. E il Lo metti in burro. acqua e ghiaccio. E questo è il burro che abbiamo E il fatto. latticello che fai? Lo butti, non serve a No, niente? lo usi. Lo usi? Lo usi per fare una panatura, per fare... Ah, è vero, abbiamo fatto la panatura con il latticello quella ecco volta, vero? Vabbè. Questi sono i nostri nodini, che non sono altro Mamma che delle mia, costine guarda. di vitellina. Senti, ma mi spieghi Che noi- perché l'hai messo tutto così stretto? Perché se no si scura la cacca. Perché sennò Sì, si... sì, brava, sì. Invece sì. così rimane più Così carino, rimane più tutto carino. compatto, Vedi, giusto? facciamo fondere questo bellissimo. Bello, quindi Scusa, vedi? vuoi dire al pubblico che odore che fa questo burro? Senti, Ragazzi, non ci crederete, fa odore di burro. carina questo. No, ma lei ha tutto. Andiamo a infarinare. il Quindi nostro- questo vedi quando vedi quei filetti al ristorante Sì, che sono certo. belli? E È li perché mettiamo qua, mi sono guarda. messi così, giusto? Stuzzicadenti e nastrino. Stuzzicadenti io l'ho messo perché sennò il laccio ti scappa, capito? La cordicella ti scappa. Eccoci qua. Questo lo rimettiamo Lo qua. togliamo. Quindi farina Questo lo mettiamo e qua. burro. Farina, burro e andiamo un po' di sale pure. Sì, metto Così. io? Vuoi? Sì, vai, Ecco, vai. un pochino qua e un pochino qua. altro pochino, Così. così. Ecco qua, Perfetto così. perfetto. A questo punto Sì. cosa dobbiamo fare? Non lo Mentre so. lui andiamo a fare dei dadini di pancetta. Vuoi questo? Scusa. Sì, No, va bene, dai. va bene. Dei dadini di pancetta, facciamo così. Togliamo la cotenna, così. La mettiamo qua perché quello poi ti faccio vedere che uso ne faremo di quella cotenna. La cotenna? Sì. Con una pinza mi giri questa carne. Ma veramente me lo fai Sì, fare a me? assolutamente. Con questa? Sì. Senza bucare la carne. Ma l'ha già fatta la reazione di Maillard, secondo Non te? deve fare proprio una reazione. Non la deve di fare, Maillard, non no. la deve fare. No, dai. Giresse. Mamma mia, ragazzi. Brava così. Che classe. Riprendiamo quel piatto che avevamo levato e rimettiamo. Attento a non fare ecco, No. non devi fare. Me l'ho strofinato. Lo posso mettere più qua? No, Che adesso c'è burro? dobbiamo fare No, una va cosa, bene. guarda, così raccogliamo questo, vedi? E mi dai un cucchiaio Sì, e nappiamo un pochino. e nappiamo. Viene morbida la carne col burro, no? Così. O no? Sì, no, Sì? ma è già il tipo di carne che è morbido. Questo cos'è? Che carne è? Questo è girello di vitello, sarebbe costatina Così di si vitellina. chiama, girello sì. di vitello. No, costatina di vitellina. E No, girello Dino, che è? no, Dino. Girello è il nome della Il ricetta? girello è il lacerto. Ho sbagliato. Il girello è il lacerto.
Adesso, se lei gentilmente toglie questi dal fuoco, Li metto dove? In questo piatto? Questo piatto, Prendo sì. un altro pulito? no, prendi la pinza. Ma va bene questo piatto? Sì, sì, dici? sì, c'era la carne, va benissimo. Va bene, allora quindi li togliamo e quindi è una cottura così. È iniziale, non è tanto la vera per, cottura. Sì, tanto brava, per. brava, brava, brava. E là, questa è la cottura per far serrare, come che si dice? No, questo serve solamente per cedere un po' di Oh, ecco. farina e burro, che ora guarda che Va facciamo. bene, quindi nella stessa Mettiamo la padella pancetta. mettiamo i dadini di bacon, No, pancetta, quello di è bello. pancetta. Siamo a Milano, metti le cose americane, scusa. No, no. Pancetta. È così. A questo Ecco. punto facciamo una saltatina così, ma Vai, senti fai che una profumo. saltatina. Facciamo alzare perché Col dobbiamo vino. Brava. Evaporare. Giusto? Dobbiamo aggiungere il vino. Signora, abbiamo usato il burro fatto da noi. Ah, che dimenticanza, ti ho dimenticato, Ma ma non c'è ti saluto bisogno, adesso. dai, Ti ma saluto andiamo adesso, vi avanti, saluto dai. adesso. Saluto la camera dell'artrosi cervicale. Vabbè, ragazzi, guarda, ma Scusa. c'è la carne, dai, ma come fai? Anita! Non posso, non Ragazzi, posso. capito? guarda, però, E poi, scusa, però, chi manca? manca lui. Lo zio Gianni è guarda, tornato al suo posto. è vestito Lo sai da- che mi ha da- detto stanotte? cos'è? Di là non vedevo no, niente. non si vedeva bene. Capito? C'ha questo turbante così Guarda un po'. questa pancetta che sta scramicatifando. Bene, Vedi? bene. Vedi? E ora andiamo ad aggiungere. Mi dispiace veramente che il nostro pubblico non sente il Mamma profumo. mia, quindi tutti i sapori insieme praticamente, Sì. no? E Perché guarda già... adesso. No. Allora, abbiamo preso questa carne di maiale che si chiama Non è maiale, è vitellina. di vitellina, che si chiama Dovete dire al macellaio dei nodini. nodini di vitellina. Abbiamo fatti Questi tutti sono con l'osso perché è come se fossero delle costatine, capito? Ok. E noi li abbiamo. Li abbiamo passati in padella appena appena Esatto. col burro, ma proprio una passatina. Brava. Ok? Poi li abbiamo tolti nella stessa padella col burro Brava, di quel condimento lì. brava. Abbiamo messo la Dai. pancetta, Dai, sì, la pancetta a dadini, brava. aggiunto il vino bianco e aggiunto anche il soffritto di E sedano ora e cipolla, aggiungiamo giusto? sì, e ora aggiungiamo un misto di Aromi. salvia e rosmarino. Ah, che profumo, guarda, Senti veramente. il profumo? Oggi, sì. Ho bisogno Che di ti quel manca? profumino d'aglio che certe volte mi manca. Solo questo, vedi? Poco poco. Che mi dà un profumo proprio. Poco poco. E a questo punto, odora, non senti Ma più. ci si sente già da qua. Non senti l'alcol del vino. Non si sente più, è vero. Hai visto? Non si E si è sente. asciugato anche. A questo punto prendiamo un mestolino, Sì. ce lo prepariamo. Eccolo qua. Lui sta andando di cottura. Rimettiamo dentro la carne, Ok. così. Ottimo. Abbiamo rimesso dentro la carne Sì. e ora E quello aggiungiamo cos'è? brodo di carne. Di carne. Come l'abbiamo fatto questo brodo? Con la Sedano, carne? cipolla e le ossa della Ah, carne. le ossa. Le famose ossa. Capito? Le ossa di questa carne, capito? Andiamo a coprire e lasciamo cucinare. Scusa, Così. le ossa gliele tolte tu. Queste sono costine. Ho tolto le ossa, le ho messe in acqua, sedano, cipolla, carota, sale e ho fatto il Va brodo. bene. Capito? Va bene? E adesso andiamo a comigliare. Comigliare. E lo stiamo proprio e lo facciamo andare per la sua strada. Sì. In questo frammentre Facciamo la seconda ricetta, ci giusto? interfacciamo con la seconda, capito? Dai, interfacciamoci, La seconda che cos'è? è bellina. Questo è acqua Sì. che tra poco bollirà. Sì. Metteremo no, sale lo mettiamo in ultimo, ti spiego Cosa mettiamo? perché. Allora, Dobbiamo fare un minestrone, un segreto dei buoni minestroni è rispettare i tempi di cottura dei vari ingredienti. e quindi come facciamo? Quindi cominciamo con gli ingredienti più Questi? resistenti alla cottura. Allora, che sono le patate, le patate, carote, le carote, e il cavolfiore. Cominciamo. Che carine, queste sono le patate, quelle là, Le novelle. le novelle, quelle piccole. Facciamo un taglio in 4, quasi come se fosse una
brunoise. però un po' più grossa, per cui facciamo, diciamo, una mirepoix piuttosto Una che mirepoix, brunoise. ragazzi, Sì. una mirepoix. Stai controllando se era buona? Buona. Sì, va bene. La carota No, è vergogna. poi fa questo, bene è alla vergogna. pelle, agli Sì. occhi, Allo stomaco. alla bronzatura. Servirebbero per le cose che facciamo. Buona. Allora, direzione, Vabbè, la carota, una volta dai. per tutte. O qui si dà un taglio, in effetti l'abbiamo tagliata, e lei, niente, direzione, come non detto. Vabbè, vai. Va bene, dai, tu fai un altro lavoro con il tuo, con devo il tuo fare? tagliere. Prendi le patatine e fai questo taglio così, guarda. Ma io voglio fare le carote. Una. No, le patate così tipo mangiare. Così, vedi? Ah, ok, piccoline così, in quattro, Sì, giusto? sì, se ci vai per lungo ti viene meglio. Si appiccicano. Perché non è il coltello giusto. Per questo ci sono i coltelli, sai? Ah sì? Sì. E allora posa questo e prendi questo da taglio. Questo da taglio, ragazzi. Perché ha una lama più vedi e non impiccica. Eh. Vedi che motivo c'è? E allora io prendo un E allora, ragno, vai. aspetta, così, metto gli ingredienti che abbiamo testé tagliato, che sono quelli che resistono di più alla cottura. Alla cottura, giusto? sì. Per cui, come stai vedendo, stiamo facendo una cottura Semi-secca. separata, No. semisecca. Va bene così, dai. Vabbè, ci sono le altre Ormai cose, le sì. ultime due patatine, dai. Facciamo, Ma no? non le facciamo, poverine. E mentre noi versiamo i primi ingredienti, consigliamo che cosa? Le carote. Oh, dillo, consigli per i consigli, dillo ora per domani. Consigli per i consigli, per i consigli. consigli. Ecco. A tra poco. Quando gli ingredienti quelli sono già quasi cotti, Sì. andiamo a mettere, dammi quel ragno, I piselli, questi? i piselli. Così. Questi sono quelli freschi? Cioè, Surgelati? no, surgelati. Surgelati. Però si mettono a bagno, Sì. giusto? No, sono già un po' prebolliti, Ah, capito? ok. Ecco fatto, questo mettiamo qua. Ora andiamo ad aggiungere gli ingredienti che mancano. Vuoi il mio? Questa Quindi, zucchina è rigorosamente zucchina. sporca, Non è vero. Non è vero. diciamolo. Questo minestrone milanese, come vedete, è veramente corposo, eccezionale. Ancora c'è il segreto finale, E qual è? E ora te lo faccio vedere. Quindi patate, carote e cavolfiore prima. Poi, Poi abbiamo messo i piselli, poi la zucchina, la cipolla. La Sono cipolla. tantissimi gli ingredienti. La cipolla così un po', Sì, diciamo, sì, grossolana. così, Poi, il pomodoro. pomodoro. Il pomodoro facciamo così, 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 così e così. E così. Questi sono tutti ingredienti che possono andare insieme, perché più o meno hanno una cottura abbastanza omogenea. Prendiamo una bella costa di questo sedano che abbiamo già sfilettato. Così. Lo Spinaci. spinacino. Così. Anche questi un po'. Guarda che Grossolano, colori, guarda sì. che colori in questo tagliere. L'Italia c'è, guarda. Così. Poi la verza. Sì. Togliamo questo, che poi lo usiamo, non ti crede che lo buttiamo. Va bene. E lo andiamo a mettere tutto dentro. Tutto lì. Così. Voilà, Ecco. voilà. Così. Dici ma ci entra? Sì, sì, perché Ci poi entra, perché poi gli certo, spinaci si asciugano, giusto? le verdure diminuiscono, Sembrano tanti, ma poi danno la diminuiscono. loro acqua e diminuiscono. Così. Ecco. A questo punto, A questo punto, in this point that, facciamo così, ci asciughiamo la mano e prendiamo e prendiamo un cucchiaio, grazie, a te e andiamo a mettere concentrato di pomodoro. concentrato di pomodoro. Così, così, così.
Dopodiché spostiamo questa nostra, guarda come sta Mamma diventando. mia, meraviglioso. Lo spostiamo qua, se ci va, sì, così. Riprendiamo una padella più piccola e ti faccio vedere una cosetta che darà al nostro minestrone un sapore. Cos'è? Una cosetta veramente- particolare? Sì. Quindi, Vedi queste? Queste queste sono cosa sono? Parmigiano? Che bucce cos'è? di parmigiano. Ah, bucce di parmigiano Proprio la addirittura. buccia del parmigiano, La ben buccia. pulita, raschiata. E la andiamo a E mettere la metti lì tutta dentro, così, proprio la così, buccia? così, così. Ah, Come vedi, in cucina non si butta niente. Ok, questo te lo Ottimo. regalo, questo lo lascio qua, questo lo devo abbassare fortemente. Vuoi toccare per vedere? non c'è se bisogno. Non c'è Mi bisogno? fido di te. Ti fidi di me? E va bene. Dammi una marisa. Cosa sono questi tocchettini di carne? Questi sono Dici tocchettini un di po'. maiale. Tocchettini di maiale, li mettiamo così in padella, Così, senza così. niente, senza Niente, per olio, ora senza nulla? niente. No, per ora senza niente. Tieni. Ecco. Poi riprendiamo, ti ricordi quelle Quella cotennine cotennina che avevamo lavato? tolto, sì, mi ricordo. Riprendiamo un po' di gambuccio di prosciutto, così. Buono, gambuccio. Sì, ma non si assaggia. Un pezzettino, questo qua. La parte questa netta. Ah, dai. No, vabbè. È troppo grassa per te, amore. Abbiamo messo gambuccio Gambuccio, e tocchettini di capocollo di maiale. capocollo. Aggiungiamo un po' di sale, adesso, Vai. sale. Mi dai un po' di olio. Certo, quindi l'olio un po' dopo. Ecco qua. Un altro poco. Un altro po'? Va bene così. Ok. Ok. Lui che fa? Lui che fa? Lui sta A posto? andando. Va avanti? Sì. Mm. Ora guarda che facciamo. Allora, Quello che è rimasto rosso è il gambuccio. Il resto è il maiale che si è cotto e voilà. no, lo metti lì dentro? Sì. Ma pazzesco! Il minestrone Con milanese. tutto l'intingolo poi, tra Sì, sì, il minestrone l'altro. milanese è bello corposo. È così, dai. ottimo. A questo punto A questo punto, dobbiamo lasciarlo andare almeno per quanto un'oretta. tempo? Un'oretta. Fuoco bassissimo. Un'oretta. Noi ci allontaniamo in un'ora e veniamo che troviamo Ma no, quasi ma dove tutto andiamo pronto. un'ora Un'ora qua? ci Scusa, allontaniamo. che facciamo un'ora? Ci allontaniamo un'ora. Allora. Abbiamo veramente abbiamo Cioè, fatto un giro. Però dico, mi hai fatto Siamo stancare, arrivati da dai. Catania, siamo arrivati a Fiumefreddo e siamo tornati. Non è vero, Sì, eravamo qua. abbiamo preso il caffè qua. abbiamo preso il caffè a Giardini Nascos. Ah, Giardini? Nascos. Naxos. Nascos. Vabbè. E allora, ora dobbiamo fare, vi disvelo un segreto. Un buon minestrone deve avere una cremina, non deve essere acquaroso, giusto? E quindi come la Lo facciamo sai noi come la facciamo cremina? questa cremina? No. Senza bisogno di mettere niente. Prendiamo un frullatore a... Frulli tu con quello? Sì, Ma prendiamo un pazzesco. frullatore a inversione. A immersione. Inversione. Ecco. Ci diamo 1-2 coppa, non di più, vediamo. capito? Guarda. Guarda. 1-2 coppa. 1. Ah, proprio così, E in due. maniera da frullare Basta. un po' di cose, ecco. Sì, così abbiamo. A posto. Abbiamo creato una cremina, Sì? capito? Dato che oggi non c'è più il tempo di fare niente, capito? E questo è il nostro minestrone milanese. Ecco. Guarda cosa è Mamma diventata. mia questa. Guarda. Meravigliosa. E adesso possiamo passare all'impiattamento. Questa è pronta, direttamente. giusto? Tutto è pronto. Questa è pronta, Tutto è dai. pronto. Ci Allora. manca solo un tocco di classe. Cioè? Dammi uno sperucchino. Eccolo. Tu sai che i milanesi fanno tutto col burro. Lì al Sì. nord sono un po' colori. Metti un po' di burro? Una nocella così. Bello, Va bello. bene. Abbiamo messo una nocella di burro. Gli diamo il tempo di Così diventa più cremoso. un po', squagliare. giusto? Questa la mettiamo qui. E andiamo. Ah, non ci deve essere una forbice, me la dai? Sì, eccola. Ecco qua. Facciamo così. Via questo così. Quindi adesso andiamo a togliere Gli gli stuzzicadenti. stuzzicadenti, la cordicella che avevamo messo. Quella. E quella. Mi sto a bruciare, lo sai?
Vuoi una forchetta? Sì, forse è meglio. Tieni, guarda. Ecco. Volevo piangere. Veramente, guarda, meno male che ci sono io. Senza di te Ecco, sarebbe stato fatto. tutto meglio. Quindi togliamo questi li questo buttiamo via, guarda, gli diamo faccio una io. pulita. Gli diamo una pulita, Sì, sì. aspetta che prendo il bagnasciuga. Va bene, così. Ci vuole un piatto, giusto? Certo, ci vuole un piatto rotondo Rotondo. e un cappello del prete. 2 piatti? certo. Allora. Ah, tu dici per il minestrone. Allora, È questo. chiaro? Ecco. Brava. E allora, cominciamo con impiattare il minestrone. Il Mi dai un minestrone. mestolo? Perfetto, prendiamo il cappello del prete. Guarda Sì? che ti faccio. Che fai? Dammi un cucchiaio. Facciamo una base di parmigiano. Fai una base di qua. parmigiano Sì, in maniera che così poi si scioglie con così. il brodo caldo, Andiamo là. giusto? Guarda che meraviglia. Ok. Aspetta che ci serve di pulire un attimino il piatto. Un'altra Quel spolveratina. pezzetto di parmigiano? Sì, Metto io magari. sopra? Sì, perfetto. Così. Così? Va bene? Ok, dai, va bene, mamma mia, che bontà. Ah. E poi andiamo a servire il nodino. Sì, Le rustine ga. mamma Ne mettiamo mia. uno qua. Uno lo mettiamo qua. Buona, buona. Mi dai un cucchiaio grande, quello grande, Buona, quello grande. buona. Questo te lo regalo. Grazie. E andiamo. Sì. Sì, Diciamo che c'è un suo perché, no? sì, devo dire di sì. E voilà. Sì, devo dire veramente E abbiamo meritevole. fatto i nostri 2 piatti. Eccoli qua. Allora, Oserei dire, iniziamo dal minestrone. certo, l'assaggio, prima giusto? il primo, poi il secondo. Ecco qua. Allora, una guarda, mescolata. fammi Cerca di giusto prendermi vedere, tutti- fammi vedere se è caldo o freddo. Perfetto. Allora, prendimi tutti gli ingredienti. Mamma però. mia, ragazzi, guarda. Prendi la patata, La patata, la carota, la carota, il maiale. il maiale, c'è qua il maiale, guarda. Lo spinacio. Dietro il maiale c'è il gambuccio. Il gambuccio Va bene, no, sì, non dai. lo prendo, guarda. Va bene, Guarda, sì. guarda che c'è qua. Che mi dici? Dillo là, che ci dici? Posso assaggiare? E io assaggerò un giorno di questi a fine puntata. No, Il gambuccio ci sta benissimo. no, sì. Volevo vedere il parmigiano che fine ha fatto, vediamo. Dai sotto. Guarda, guarda dov'è, guarda. Guarda dov'è. Ci visto? interessava sapere dove era il parmigiano. Ci metto la patata, Il maiale. il maiale, il gambuccio. Aspetta, mi serve un'altra forchetta, ragazzi, un attimo. Non lo so, ditemi, questo è assaggio e non lo so, è appropriarsi totalmente del set, dei piatti. Buono, bravo, bravo. Come poi il Questo minestrone. tutto lo devi mangiare, non devi fare a poco a poco. Perché è un po' caldo per questo. Fregatene, ti bruci, così ti bruci. Buono, buono. Perché il minestrone Possiamo di solito andare avanti? uno pensa, madonna, il minestrone, Minestrone, madonna mia. E comunque, Cioè, se dovete fare un minestrone fatelo così, col surgelato non c'entra niente. no, è vero. C'è anche questa possibilità. Vero. Abbiamo finito? Non lo so, ditemi voi, non lo so, continuiamo così. Buono ragazzi, poi c'è freddo, oggi è una giornata un po' È uggiosa. scortese. Questo lo devi assaggiare o vuoi andare avanti? Vai avanti, non lo assaggi questo? Buono. Non dico. Allora, guarda che c'è qua, guarda che c'è qua, guarda.
Le rustine ca. Buono. 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 Buonissimo, veramente, complimenti. Grazie. Saporito, buono. Che dolce. Guarda, Vabbè, io ci direi metto un qua, pezzo qua di coso. perché di là non ci piaceva, del qua non ci piaceva. Mamma mia. No. E poi sai, la salvia, ragazzi. Sì, sì. La salvia Quello che salvia il piatto è lei. Quello che salvia il piatto. è la salvia. Arrivederci, ci vediamo alla prossima. Questa Buono, alla fine ragazzi, c'è più. buonissimo, veramente. Questo non è assaggio, è mangiaggio. Potrei fare questo Non dovremmo dire passiamo all'assaggio, passiamo al mangiaggio. per cena, che ne Ciao, pensi? alla prossima. Vi voglio bene. Anche lei. Un poco. Oh. Rustinnega. 4 nodini di vitello di 200 grammi, circa cada uno, 50 grammi di pancetta tesa in un pezzo, ma va bene anche affettata, 50 grammi di burro, 2 decilitri di vino bianco secco, un rametto di rosmarino, 4 foglie di salvia, farina 00 quanto basta, 200 ml di brodo, sale e pepe nero quanto basta. Minestrone milanese, 300 g di riso, 50 g di parmigiano, 40 g di gambuccio di crudo, 4 pomodori, 4 carote, 4 patate, 3 zucchine, mezza verza, 300 g di piselli, 200 g di fagioli, 2 cipolle, 1 spicchio d'aglio, salvia, prezzemolo, basilico quanto basta, sale e pepe quanto basta, olio evo.